Sono Francesca Mulas, presidente dell'Associazione Culturale Codice Segreto Onlus. Sono una giovane, penso, cagliaritana che dal 2008 si occupa di fare volontariato con le differenti abilità. E da lì è nata la passione per questo mondo speciale e con un gruppo di amici ho deciso di fondare appunto l'associazione che si occupa di attività sportive, culturali, artistiche dedicate appunto a ragazzi diversamente abili con disabilità intellettive. Sono qua all'Ex Mea Pirri oggi perché c'è la mostra delle opere d'arte realizzate appunto dai nostri artisti speciali e il mio legame con Domus de Luna nasce credo nel 2010 più o meno, forse anche un po' prima, perché io arrivo dal mondo della danza, ho sempre studiato appunto danza e ho iniziato a seguire i laboratori che Domus de Luna faceva nelle scuole dedicati ai giovani. Ci sono varie difficoltà che i ragazzi con abilità diverse devono affrontare nella vita di tutti i giorni, ma io penso che le difficoltà più grandi le abbiano le persone senza le abilità diverse ad accettare le diversità. Si chiamano appunto abilità diverse, a noi piace vederle così, cioè ci sono le abilità, sono semplicemente diverse dalle nostre, quindi non significa che non ce ne sono. Poi certo è ovvio che la società secondo me non è pronta ad accogliere ancora, non c'è la sensibilizzazione giusta e soprattutto non c'è la conoscenza, quindi come tutte le cose che non si conoscono un po' ci fanno anche paura perché le vediamo lontane da noi, non le viviamo nella quotidianità e quindi non abbiamo neanche gli strumenti per vivere queste diversità. I ragazzi imparano da noi e noi impariamo da loro costantemente e quotidianamente. Noi più che insegnare cerchiamo di dare degli strumenti perché loro possano liberamente esprimersi nella danza, nel disegno, nell'arte in genere. Loro ci insegnano ogni giorno innanzitutto a essere spontanei perché non hanno i filtri che abbiamo noi. Quindi sì, di sicuro l'educazione ce l'abbiamo, quindi salutiamo sempre tutti e anche loro, però se non sei simpatico non ti cercano, cioè sono loro a scegliere te, non tu a scegliere loro e questo è un aspetto bellissimo che ormai stiamo perdendo, l'ingenuità, la spontaneità che forse neanche i bambini hanno quasi più, loro ce l'hanno.